Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Staycation, cioè fare una vacanza vicino a casa. Facciamo qualche giorno di vacanza all'Hotel Savoy a Grado, come si può ben vedere dal panorama, fra relax al mare. Faremo probabilmente un piccolo giro in bici perché giustamente non posso stare più di 3 giorni senza fare qualche chilometro pedalando, e appunto focus su relax e vacanza a pochi chilometri da casa. La prima cosa che mi colpisce, conoscendo la struttura però solo dall'esterno, è quanto è estesa e quanto sono separati ma ben divisi gli ambienti fra la zona reception, l'ingresso che avete visto prima, questa zona diciamo di collegamento con l'ascensore che porta su al rooftop dove probabilmente faremo un aperitivo dopo. Qui all'interno c'è una zona bar anche all'esterno nella zona piscina dove andrò dopo, e qui c'è la zona vino e prodotti tipici della regione, che sono semplicemente il miglior regalo e il miglior prodotto che ci si può portare via da una visita in Friuli Venezia Giulia, secondo me. Bellissime le scale vetrate, ma adesso punto alla camera 432. Wow, molto carina. Piccolo spoiler della stanza principale, ma bagno con i servizi che a questo punto sarà diviso, ciao, dalla doccia. Scusate lo sfarfallio, bello il dettaglio della parete come se fosse parete esterna, stile classica casa gradese degli anni 60. E la camera è questa, molto molto carina. Lo stile è appunto Grado anni 60 perché lo stabile principale, che era stato acquistato dalla famiglia Sawyer, proprietaria dell'albergo, era appunto fatto con questo stile qua, ed è stato lo stabile iniziale dal quale poi sono stati sviluppati gli altri blocchi che vi mostrerò sicuramente dopo. Vado a fare un giro completo di tutto l'albergo, molto molto carino. Di qua c'è la terrazza che dà sul viale. Di qua c'è il mare vicinissimo, posizione strategica, molto comodo e, ripeto, molto molto carino, design curato nei minimi dettagli. Sono tornato un po' indietro, cioè all'ingresso, perché qui c'è tutta la parte
con la piscina e il bar esterno dove si può anche pranzare. Qui invece c'è la parte esterna del ristorante. Nell'ala diciamo più esterna della struttura c'è una zona biblioteca dove è possibile appunto prendere in prestito dei libri sia in italiano che in tedesco, appunto perché ovviamente qui a grado gli ospiti austriaci e tedeschi sono in gran misura. E qui all'esterno c'è anche il deposito per le bici. Infatti adesso ci sistemiamo e vado a prendere anche la bici che lascerò qui nel deposito. Molto molto carina questa sala, tutto a dire la verità è molto curato nei dettagli. Mi sono portato la Roubaix che adesso porto in deposito. Per farvi capire le priorità, prima porto al sicuro la bici e poi parcheggio la macchina. Giro intorno all'hotel, ingresso secondario, tesserina, entro e deposito. Ok, bici sistemata, vado a parcheggiare la macchina. Il parcheggio è poco più avanti qua sulla destra. Con la tessera della camera mi aprirò il parcheggio. Macchina parcheggiata. E nota di servizio: se qualcuno di voi ha la macchina elettrica o è interessato a questo tipo di servizio, ovviamente c'è anche la colonnina di ricarica, fruibile anche da chi non è ospite dell'hotel. Quindi se aveste bisogno di ricaricare la macchina in zona grado, sapete che potete contattare l'hotel Savoy. In descrizione del video ovviamente ci saranno tutti i riferimenti dell'hotel, quindi potete scrivere una mail o dare un colpo di telefono. Vado che forse faccio ancora un giro dell'hotel o un bagno in piscina e poi mi aspetta l'aperitivo. Come dicevo prima, questa sarà una vacanza stile staycation, quindi vicino a casa, che grado è veramente 20 minuti, ma non sarà la classica vacanza active con sport, attività e cose del genere, sarà più relaxing che active. Ciabatte, accappatoio, costume e vado in piscina. Al di là del caldo assurdo che c'è negli ultimi giorni, provo la piscina qui perché la piscina si rifornisce di acqua direttamente dal mare, quindi questa qui è acqua salata. Mi spiegava Anna che ci sono delle pompe appunto che pescano l'acqua del mare, quindi questa è acqua salata e non vedo proprio l'ora di fare un tuffo. Quando ho detto tuffo intendevo una cosa di questo tipo. C'è sia la zona di piscina esterna dove sono adesso che interna, sono collegate da quel passaggio. Per oggi sto qui all'esterno, mi godo un quarto d'ora, 20 minuti di acqua salata e poi rientro in camera. Later. Ho stabilito il record per il minor tempo fra bagno in piscina, doccia, rivestizione e ritorno nella reception, perché arriva the one and only Davide, che avete visto in molti video di bici, per un aperitivo rooftop. Bella Davide!
Che bello! Wow! Later. È quel momento dell'anno in cui siamo in estate, è bello girare all'aperto per i posti turistici come il centro storico di Grado, però non c'è ancora tanto turismo, quindi si sta proprio da Dio. Dopo una classica pizza gradese alla cioccolata, rientriamo lungo gli ormeggi delle barche che arrivano direttamente di fronte all'Hotel Savoy. Io direi che come giorno zero, classico ambientamento, ci siamo, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale col tasto qua sotto, lasciare un like se vi è piaciuto il video, un commento se volete chiedere qualcosa, in descrizione come sempre tutti i riferimenti dell'hotel, in questo caso dell'Hotel Savoy, e ci vediamo domani. Domani in programma bici leggera, giusto una cosa easy, e anche un po' di cultura, quindi ci vediamo domani. Ciao!